Giovani ma con un curriculum criminale già nutrito, fermati dalla squadra mobile di Padova due ragazzi, un diciottenne tunisino e un diciassettenne egiziano, entrambi irregolari e senza fissa dimora, per una serie di rapine nel quartiere della Sacra Famiglia. Tra i casi che vedono coinvolti i due, quello del 30 ottobre scorso, quando hanno fermato un quindicenne che stava tornando da scuola, sottraendogli dalla tasca dei pantaloni il telefono. Il giovane aveva chiesto che gli fosse restituito, ma è stato preso a schiaffi. Il 3 novembre, invece, è stata presa di mira una 65enne assalita alle spalle per strapparle il telefono, trovato poi in tasca al minore. Gli agenti della questura sospettano che il diciassettenne sia protagonista anche dello scippo di una borsetta ad una donna, bottino, il cellulare e 40 euro, oltre ai documenti d'identità. Dopo indagini, la polizia ha arrestato i due portando il maggiorenne nel carcere di Padova, mentre il minorenne al carcere minorile di Treviso. Al diciottenne, inoltre, erano già stati contestati altri due episodi di rapina commessi la scorsa estate, quando era ancora minorenne, usando anche lo spray al peperoncino, entrambi nei confronti di due studentesse a cui è stato sottratto il cellulare. Alcuni telefoni sono stati recuperati e verranno riconsegnati ai proprietari.